Al Massimino accorrono 18.000 persone. Arrivano dalle vestigie aragonesi dell'antico corso, passano a testa alta sotto Porta Garibaldi, irrorando le vene del plebiscito e più in là del borgo, con il fumo che sale dai letti di brace. Mentre alcuni si affacciano dai balconi di Ognina, altri invece scendono dalle colline e riconoscono nel cemento dei gradoni quello dei quartieri e nella cenere la sabbia del litorale e poi alla fine nel campo le immense distese di zia Lisa. Figli, anche fossero bisnipoti di marinai con le facce di cuoio, prendono posto e insieme a loro macellai, commesse, muratori, infermiere e avvocati. Tanti avvocati. Quando Mihailovic chiama il cambio, dice: Orazio, speriamo che è l'ultima, Il designato a uscire è Lopez. Mascara si nasconde dietro le sue enormi spalle, si sfila la fascia di capitano. Sostituito con il numero 11, Maxi Lopez. I catanesi si alzano in piedi. La fascia. Entra in campo dal quartiere Barriera, Catania. Dopo 120 presenze e 12 gol con questa maglia, figlio di Salvatore e di Giovanna. Dalla culla di Nesima è unico catanese ad aver vestito il rosso e l'azzurro in tutte le categorie, motivo per cui rimarrà ineguagliato per sempre con il numero 20, Orazio Russo! Orazio Russo! Orazio! E la gente gli tributa un lungo applauso, anche se è passata una vita dall'ultima volta. Nonostante i dubbi, l'amore è rimasto, esiste. Perché nella vita alcune cose cambiano, mentre altre, invece, no. Orazio Russo. È un'impresa ardua quella alla quale è chiamato il Castrum Favara, che tra le mura amiche dello Seto Broccoleri ospita il Savoia, che a sua volta va a caccia di punti che possono proiettarlo anche in testa alla classifica in base ai risultati degli altri campi dalla 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Partita molto attesa, molto intensa e che parte subito forte per la squadra ospite, che qui sui sviluppi di una palla inattiva cerca la rete ma non la trova con guida. Dall'altra parte si accende il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, l'uscita da parte di Giuliano, poi Varela non riesce a raccogliere il pallone, insiste la formazione di casa con questo tentativo di Eccegoyen che sfila di poco alla sinistra dell'estremo difensore campano. Ancora
la compagine di Infantino con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal numero 99 del Savoia, che poi opera questo lancio lungo direttamente con i piedi, non riesce a disimpegnare bene la difesa del Savoia e allora viene lanciato in avanti Nussbaumer, che si presenta a tu per tu con Di Silvestro, lo batte per lo 0-1 in favore della squadra savoiarda. A segno il numero 26 in maglia arancione, che sblocca la partita, ma reagisce subito il Castrum Favara e reagisce in questo modo. Allontanato il pallone sui piedi di Scolaro, che fa partire un destro al volo imparabile per Giuliano, e subito 1-1 al Broccoleri. La perla, la magia di Marco Scolaro, ma non si fa abbattere il Savoia. Calcio piazzato, colpo di testa vincente da parte di Meola, il numero 8, che nonostante non sia un Marcantonio si fa rispettare, si fa notare e soprattutto la mette alle spalle di Silvestro per la rete dell'1-2, rete che accende definitivamente la compagine allenata da mister Catalano, che qui ci prova con questa conclusione dalla distanza, che sibila di poco sopra la traversa, ma poco prima della fine del primo tempo. Altro calcio d'angolo, colpo di testa vincente ancora una volta, questa volta di Ceca, che batte nuovamente Di Silvestro, e 1-3 la mazzata forse definitiva per il Castrum Favara, perché il gol arriva poco prima dell'intervallo di metà partita, ma nella ripresa la squadra di Infantino prova a farsi vedere in avanti. Qui c'è l'iniziativa di Di Paola, che cerca di districarsi, poi pallone scaricato indietro per la conclusione da parte di Demin, che sorvola la traversa, alza il proprio baricentro del Favara, crea delle vere e proprie praterie per il Savoia. In questo caso Muñoz Hernandez non riesce ad approfittarne con il contropiede, concluso male con la conclusione dalla distanza, e allora il Castrum Favara che ci riprova, questa volta con una conclusione anch'essa da fuori di Salvia, che non trova i pali. Savoia che cerca di affacciarsi nuovamente in avanti alla ricerca del punto del poker, ma c'è una palla gol sprecata in maniera terribile da Guida tu per tu con Di Silvestro. L'ultimo tentativo, uno degli ultimi tentativi, è questo calcio di punizione che si perde davvero di poco sopra la traversa, poi per chiudere in avanti Lomolino con questo cross allontanato in qualche modo da Giuliano, poi non riesce la correzione vincente sotto misura a Čmarek. È l'ultima occasione della partita vinta dal Savoia, che espugna il campo del Castrum Favara e in virtù degli altri risultati vola in testa alla classifica con l'Igia Virtus. Il Gela si conferma specialista dei derby siciliani dopo aver battuto la Nissa, il Messina e la San Cataldese. Fa fuori anche la Cireale per 3-1, confermando una supremazia che non è mai stata in discussione. Il tecnico Peppe Mesiti ha dovuto rinunciare a Sbuttoni e La Rosa infortunati. Nella Cireale diversi assenti e formazione rimaneggiata. C'è una buona cornice di pubblico malgrado la tribuna sia chiusa. Comincia meglio la Cireale, all'8° c'è la prima incursione granata con un colpo di testa di Di Stefano che finisce però fuori. Ma al 10° arriva subito il gol del Gela. Sulla punizione di Maltese non sfiora nessuno della Cireale, ma l'ultimo tocco è di Petta, che segna ancora e questa volta alla sua ex squadra. Sull'E dell'entusiasmo al 18° il Gela va vicino ancora al gol con Tuccio che sfiora il palo alla sinistra del portiere Negri. Granata non riescono a reagire. Al 33° c'è un bel cross di Berto con Aperi in tuffo di testa, ma era comunque segnalato un fuorigioco. Prima dello scadere c'è l'unica occasione della Cireale con Rapisarde, Colace blocca a terra. Nella ripresa subito doppio cambio per la Cireale, Morelli fa scendere in campo Semensin e Lofaso non cambia per la sostanza. Al 47° clamoroso errore di Negri, Tuccio però non riesce a spingere in rete con la porta spalancata. È un dominio bianco-azzurro. Al 55° Petta sfiora il bis di testa sull'angolo di Maltese. Il raddoppio arriva al 59°, c'è uno splendido cross da parte di Argentati, lo stacco di testa di Cairo, Flores, Hetley è perfetto e Gela 2-0. Sotto la curva Angelo Boscaglia. La Cireale scompare dal campo e al 69° arriva il 3-0. Ancora Flores Hetley che si gira e beffa il portiere Negri con un collo pieno che non gli dà scampo. Doppietta per il giocatore romano. La partita virtualmente finisce lì.
Soltanto nel finale la Cirale si rende pericolosa. All'85esimo Semenzini si mangia il gol del 3-1 facendosi rimontare in angolo. All'88esimo ancora Lofaso servito da Semenzin, palla fuori. Il gol della consolazione arriva al minuto 92, a partita virtualmente chiusa. Lo segna Cozza con deviazione finale di Tegio. Finisce 3-1, il Gela vince il derby ed è virtualmente salvo per il Granata, una salvezza difficile da conquistare. La Gelbison non sbaglia il suo secondo match sul terreno amico del Giordano e supera senza problemi anche il Ragusa, che entra bene in campo e firma nei primi 18 minuti le uniche iniziative. I rossoblù si limitano a controllare e alla prima vera incursione guadagnano un corner con Coscia, dopo il quale Ferreira sblocca il match. Forte del vantaggio, la Gelbison prova a chiudere subito i conti e sempre con Ferreira al 25esimo fa le prove del raddoppio. La sua battuta a rete di testa viene intercettata dall'estremo isolano, ma il portiere deve capitolare al 29esimo, quando sempre dall'angolo, con la difesa ospite apparsa ancora distratta, piazza la zampata che vale il 2-0. La reazione del Ragusa arriva dopo la mezz'ora con una conclusione dalla distanza di Capone, ma Corriere respinge e manda la sfera sulla traversa. Nella ripresa la Gelbison controlla la gara e fin dall'inizio prova a cercare il tris, prima con Coscia, poi al 15esimo con Liurni. La gara va avanti senza altri sussulti e dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio regala il successo ai cilentani, i quali proseguono la risalita anche se la zona playoff resta lontano e nella prossima giornata saranno impegnati sul campo della Vibonese. Sotto una pioggia a tratti battente su un terreno ai limiti della praticabilità, il Milazzo ritrova al Marco Salmeri energie e soprattutto la vittoria che mancava dallo scorso 18 gennaio. La partita si accende da subito, i rossoblù reclamano un rigore per un presunto tocco di mano, ma l'arbitro lascia correre e, come spesso accade nel calcio che conta, il gioco continua e porta subito i frutti sperati. Runza riceve palla, si coordina e lascia partire un destro secco che batte Marano e accende il Salmeri. È il primo gol stagionale del giovane calciatore Mamertino. Il ritmo non cala nemmeno per un istante. Curiale prova a sorprendere dalla distanza, ma Marano risponde presente. Mentre la Vibonese non resta a guardare, Catasus sfiora il pareggio con un tiro deviato che lambisce il palo e poco dopo Keita costringe Mileto a un intervento in tuffo che vale come un gol. Il match si accende, si gioca di anticipo e di rapidi capovolgimenti, con Pipitone che va vicinissimo al raddoppio ma trova sulla sua strada un Marano straordinario. La pressione dei Mamertini però è incessante, il raddoppio arriva naturale. Sugli sviluppi di un corner battuto da Corso, Cassaro anticipa tutti e di testa firma il 2-0, interrompendo un lungo digiuno personale che durava dallo scorso 19 ottobre e firmando così il suo quarto centro in campionato. La Vibonese non molla, cerca varchi e tenta di costruire pericoli con Koulibaly, ma Mileto è attento e devia in angolo. Il Milazzo invece continua a far girare il pallone sugli sviluppi di un'altra palla inattiva. Corso pennella alla perfezione, Galesio si inserisce con tempismo e precisione e realizza di testa il tris, regalandosi la quarta rete in maglia rossoblù. La partita resta intensa, Balla impegna Mileto con un piazzato velenoso e deviato in angolo dalla difesa e sul successivo corner il colpo di testa di Brunetti sfiora di pochissimo la porta, mentre sul fronte opposto Pipitone dal fondo crossa per Curò che arriva un attimo in ritardo mancando di un soffio. L'azione prosegue con Franchina che serve Dama, il cui cross arriva dalle parti di Curiale, ma il destro del 30 rossoblù viene parato da Marano. Nella ripresa il Milazzo non rallenta, Pipitone defilato scarica un destro potente che costringe Marano a un intervento spettacolare. Giunta va via sulla sinistra, pesca Currò in aria che controlla e calcia la difesa ospite, però respinge ancora. La Vibonese resta pericolosa ma le sue occasioni vengono sciupate. Catasus in aria calcia sul fondo, Balla dal limite, non inquadra lo specchio. Il Milazzo protesta per un contatto in area su Giubrone, ma il direttore di gara fa proseguire tra le proteste rossoblù. Locali che avrebbero la chance per andare a segno con Franchina, ma il suo tiro viene murato in angolo da Marchetti. Intanto proprio Giubrone al debutto prova a far vedere di che pasta è fatto, ma con Marano fuori dai pali manda il pallone tra le sue mani. La partita scivola verso il finale tra pressing costante e tentativi disperati della Vibonese. Mileto e la difesa chiudono ogni imbarco.
mentre il Milazzo cerca di mettere il sigillo definitivo e arriva nel recupero, chiappetta, calcia, il pallone resta impantanato nel fango, ma la spada è il più lesto e da 0 metri insacca il 4-0, quarta rete in campionato per il classe 2001 che non segnava da oltre un mese, festa finale per il pubblico di casa. Il triplice fischio chiude una giornata perfetta, il Milazzo conquista l'11ª vittoria in campionato, sale a 38 punti in sesta posizione e si porta a più 14 sulla zona play-out, con la salvezza ormai al sicuro. Al Marco Tomaselli di Caltanissetta i biancoscudati di mister Di Gaetano cercano quella continuità fin qui solo intermittente nel corso della stagione. La Nissa arriva all'appuntamento dopo il successo di misura conquistato a Luigi Razza contro la Vibonese, vittoria che ha rilanciato le ambizioni dei nisseni. Con 42 punti all'attivo i padroni di casa restano pienamente coinvolti nella bagarre per le posizioni di vertice e per alimentare il sogno salto di categoria. Di fronte a una Vigor Lamezia in evidente crescita, il mercato invernale ha inciso sugli equilibri della formazione calabrese, reduce al netto 6-0 casalingo inflitto al Paterno Calcio. I lametini occupano attualmente la 10ª posizione con 31 punti, vantando un rassicurante più 9 layout. Prima occasione di Marcanissa al 9, il cross di Kragel messo dentro per Palermo che manda fuori da buona posizione. Scorriamo fino al 35esimo ancora con Oliver Kragel che fa partire un bolide respinto da Yanni, recuperato dallo stesso 69 Nisseno che viene chiuso sul più bello. Tramonta così una prima frazione di gioco avara di emozioni. Passiamo con il nostro montaggio che è accaduto nella ripresa. 6 minuti a rientro in campo delle formazioni, recupero palla di Lanza che lascia la sfera, De Felice calcia mandando alto a buona posizione. Primo cambio per mister Di Gaetano, dentro Alagna per Sarao, 59esimo, sfera in profondità per Ravisarda che prende il fondo, mette dentro per Palermo che manda ancora sul fondo. Batte un colpo anche la Vigor con la punizione di Giovan Battista Catalano, respinta da Castelnuovo. Al 68esimo Bruno per Alagna di prima intenzione, manda in profondità a Rotulo, Rotulo si sistema la sfera, la chiude sul primo palo per il vantaggio della Nissa, assist con gli occhi dietro la testa di Alagna, dentro anche Terranova per De Felice. Il momento è propizio, 73esimo Rapisarda per Alagna che vede a rimorchio Palermo che calcia mandando in rete, secondo assist per Fabio Alagna e 2-0 della Nissa che archivia virtualmente la pratica. Ancora Alagna per Terranova che mette dentro per Rotulo, all'occasione per la doppietta personale, la getta alle ortiche, dentro anche Provenzano in luogo di Palermo, autore del 2-0 nel finale. Al 90esimo gran cross dalla sinistra messo dentro per Bruno Cosendei che vola in cielo, accorcia le distanze ma non accade più nulla al Marco Tomaselli di Caltanissetta. La Nissa fa punteggio pieno e avvicina la vetta del girone di Serie D. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Il Paterno Calcio torna alla vittoria, lo fa 105 giorni dopo l'ultima volta in cui a farne le spese al Falcone Borsellino era l'Athletic Club Palermo. Nella 24esima giornata di campionato con la San Cataldese il risultato è identico a quella volta, termina 3-2 per i rossazzurri in una gara ricca di emozioni. Via al racconto della sfida con il primo episodio chiave. Al 17esimo Lucca fa partire i suoi in contropiede, trova Zinnà che cercava Ferrandino, anticipato da Mariani che chiama in causa il portiere della San Cataldese che probabilmente a causa della forte pioggia scivola così, favorendo Ferrandino che in modo forse un po' fortunoso sblocca la partita. Bravo l'esterno rossazzurro a sfruttare l'errore del portiere avversario. Il vantaggio della squadra di Millesi dura appena un minuto, la San Cataldese pareggia subito con un colpo di testa di Rozzi, ma sono tante le polemiche dei rossazzurri, prima per il contatto tra Scalone e Barile, poi per la presunta posizione irregolare dell'autore del gol. La reazione del Paterno arriva dopo 3 minuti, Zinnà allarga dal solito Ferrandino, la posizione è regolare, il cross è buono, imprecisa, la conclusione di Lucca che rimanda l'appuntamento con il gol che trova la San Cataldese al 42esimo, lancio di Bucolo perfetto per Suaré che apparecchia da Rozzi, il capitano trova l'angolo giusto e batte Lucatelli.
nel secondo tempo le emozioni sono tante da entrambe le parti. Al settimo il Paternò ristabilisce la parità, cross di Mauricio Romano, forse involontariamente prolunga per Lucca che batte Maravigna. Ancora protagonista il giovane napoletano che poi diventerà decisivo anche per la terza rete. 10 minuti dopo a rendersi protagonista è Lucatelli che dopo un cross di Suare vola sul colpo di testa di Russo evitando il 3-2. Alla mezz'ora altro episodio chiave della sfida, Zinà salta Calabrese poi si invola verso la porta con la sua velocità e al momento del tiro viene atterrato secondo l'arbitro fallosamente da Di Rienzo, dunque calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Zinà che si fa neutralizzare da Maravigna. Il portiere della San Cataldese si rifà dopo l'errore di inizio gara. Dal 34esimo per alcune parate a prendersi la scena del match è il portiere rossazzurro Lucatelli, bravissimo in questa occasione a dire di no sulla girata di Ferrigno. E ancora 2 minuti dopo da calcio di punizione battuto da Bucolo sul colpo di testa di Russo. Al 40esimo si fa rivedere il Paternò con un tiro dalla distanza di Daloia terminato alto di poco. E a 3 minuti dei 45 regolamentari ecco il gol che vale 3 punti per il Paternò. Pennellata di Lucca e tocco vincente di Alessio Romano con il pallone che si insacca alle spalle di Maravigna. Il gruppo si unisce in un abbraccio che dice tanto. Gol che riapprezziamo al replay, movimento da attaccante vero. Nel finale la San Cataldese tenta il tutto per tutto ma il Paternò resiste e porta a casa una vittoria che fa da morale. Rossazzurri a -6 lunghezze dal penultimo posto, prossima gara di campionato contro l'Igia Virtus. Io ho visto una Regina padrona del campo per 95 minuti, che ha giocato nella metà campo dell'avversario, è stata fisicamente molto più pimpante dell'avversario, ha recuperato tutti i palloni che c'erano da recuperare, è stata intensa. Io ho fatto i complimenti alla mia squadra per quello che è stata la partita, per quello che era come la svolta, non ho avuto pause e quindi la disamina mia è questa. Però ripeto, non era semplice perché Messina ha fatto la partita che doveva fare. Per come l'aveva preparata, presumo, ha trovato il gol su una situazione abbastanza rocambolesca e da lì ancora poi si sono costruite una prestazione difendendo in un modo abbastanza, con una difesa una linea abbastanza bassa e quindi ci ha messo un po' in difficoltà. Noi alcune volte, soprattutto quando riuscivamo ad andare bene nelle ampiezze e mettere dei cross, non riuscivamo a fare la scelta giusta, non siamo stati forse non lucidi ma bravi ad attaccare forse gli spazi che ogni tanto potevamo avere entro l'area di rigore e questo ci ha portato alcune volte a non incidere e a creare occasioni importanti da gol. Queste sono delle partite dove se non riesci veramente a trovare una giocata individuale attraverso una giocata tra virgolette di fraseggio, di un'imbucata, un taglio, è veramente molto complicato. Poi, ripeto, si è ancora più complicata la partita dopo che hanno trovato il gol loro, perché lì poi è stata un'altra partita, lì è cambiato completamente l'atteggiamento e continui spezzettamenti, però è questo il calcio, dobbiamo essere pronti anche a questo. Alla fine l'abbiamo gestita secondo me bene, perché queste sono delle partite che poi si perdono alla fine. Invece prendiamo il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno, che la squadra ancora una volta non ha lesinato impegno. La squadra secondo me ha fatto una buona prestazione anche oggi, anche perché se guardate la distinta, io ho portato 3 esterni, ho portato Sartore, ho portato Palumbo e ho portato Edera, quindi era già nel piano gara sia l'opzione Palumbo per liberare un centrocampista, come diceva prima il collega, per un discorso di palleggio, portare Palumbo era una sostituzione che mi avrebbe spostato, mi avrebbe liberato la casella under, potevo sostituire magari Magri avendo distratto in campo e mettere Salandria, quindi era già un piano gara abbastanza ben definito, però purtroppo perché io so che Sartore, Edera gli ultimi 30 minuti, perché pensiamo, e io ne sono più che convinto e consapevole, che gli ultimi 30, dal 15esimo al secondo tempo, fino alla fine della partita, è un'altra partita.
e la Reggina, avendo una rosa come quella che ha, è normale che deve sfruttare al massimo i potenziali cambi. L'abbiamo preparata così, purtroppo poi Edera si è fatto anche male, poi abbiamo preso sempre quel gol che è quello che alla fine poi ha destabilizzato un po' tutto, no? Perché io penso che se non avessimo preso gol nell'unica occasione che ha avuto il Messina, fra l'altro su calcio d'angolo, non potevamo mai prendere gol, non c'era mai la percezione che il Messina poteva crearci un pericolo, anche perché, con tutto rispetto, la Conillo non ha fatto una parata, anche se poi hanno avuto una palla dove potevano chiuderla su una ripartenza che abbiamo concesso noi. Quindi le scelte sono state fatte e le rifarei, perché il piano gara che avevamo preparato era questo e dovevamo provare a fare questo. Loro sono una squadra molto valida nelle ripartenze e anche oggi lo hanno fatto vedere, ma io penso che oggi, come all'andata, abbiamo fornito un'ottima prestazione. È ovvio che bisogna essere più lucidi sotto porta, bisogna sfruttare le occasioni, bisogna essere più attenti per quanto riguarda la fase difensiva. Questa è una cosa ovvia, ma noi non ci siamo fatti per niente prendere dalla foga e dal fatto che la partita sia stata caricata, perché è una partita importante, ma come le saranno tutte le rimanenti. È ovvio che per Reggio questa è una partita diversa, non più importante ma diversa, perché era da tanto che non c'era un derby del genere ed è giusto che i tifosi lo aspettassero in questa maniera, ma noi eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita come le altre, perché alla fine tanto è, quindi l'abbiamo approcciata come approcciamo tutte le partite, e se oggi non siamo riusciti a vincere sicuramente ci sarà qualcosa da migliorare. Questa è la Mezia, di fronte Sambiase e 9G Virtus, con il Sambiase che muoverà il primo pallone, quindi diamo lettura delle formazioni. Giuliani in porta, Frasson, Colombatti, Strum, Cosmano in difesa, Calabrò, Diogo, Quamè, i tre di centrocampo, avanti Ortolini, sostenuto da Sueva e Costanzo. Rispondono gli ospiti, i capolisti, De Falco in porta, Squillace, Maltese, Ciam, Cicirello, João Pedro, Sammaché, Bacca, Ses, Calafiore e Maggio. Questi gli unici scelti da mister Marra. Cosmano prova ad andare lungo, a cercare la testa di Ortolini. Occhio però, perché il pallone arriva a Sueva e poi sul respinta Ortolini e c'è salvataggio di De Falco. Cosmano, cross in mezzo a cercare Sueva che calcia al volo con il piatto. De Falco ci mette la mano, calcio d'angolo. Sueva può puntare, Sueva, pallone messo in mezzo col sinistro, Giamma allontana col tacco. Frasson, ancora Sueva, altra chance. Questa volta va col destro da Diogo. Pallone messi in mezzo, Ortolini sul primo palo e poi il pallone non entra. Il rilancio del numero 1, Diogo si accentra, va al destro, conclusione centrale. De Falco con il brivido, blocca in due tempi. Avanza Ciam, cercare Sammaché che comunque riesce a fare la sponda per Cicirello col destro. Bella conclusione del numero 7, deviata, quindi calcio d'angolo per l'Igea. Occhio però intanto a Sueva che si inserisce, calcia col destro, bloccato da De Falco. Il primo pericolo del secondo tempo dopo 2 minuti. Cosmano, rimessa lunga a cercare la spizzata di Abercon che arriva, poi Sueva finisce giù trattenuto da Ciam. Ha rischiato tantissimo qui Ciam. Pallone per Diogo, c'è Abercon sulla destra, Diogo prova ad andare da solo e poi va al cambio gioco per Leveque, che ha spazio per andare. Leveque pensa anche al tiro, poi va da Francisco, cross che diventa un tiro per Francisco. Numero 90, Calafiore, pallone per Sammaché, occhio a Sammaché con l'esterno, Giuliani, miracoloso Giuliani con i piedi, non era fuori gioco, se l'è mangiato qui Sammaché, bravissimo Giuliani a rimanere in piedi e a pararla con i piedi da portiere, da ok. Diogo, palla a Francisco, può puntare Francisco, entra in aria Francisco con il destro De Falco, para anche lui con i piedi. Rilancio lungo di Giuliani, arriva il triplice fischio, 0-0 tra Sambiase e 9G Virtus.
Sono soddisfatto perché ovviamente questa settimana sono piovute delle critiche, credo anche un po' eccessive, perché perdere comunque a Palermo in una situazione del genere, in un campo del genere, non era sicuramente nei nostri obiettivi e futuristicamente parlando nemmeno pensabile per i tifosi. Ma purtroppo sappiamo che il calcio alla fine ti regala anche delle brutte sorprese, però la mia menzione va soprattutto a questi ragazzi che da quando sono arrivato stanno facendo un gran lavoro sul campo, e credo che quando si lavora con serietà e anche convinzione poi alla fine i risultati possono tardare ad arrivare, ma arriveranno alla lunga e ti pagheranno, e questo penso che sia il premio, il giusto premio di quello che durante la settimana i ragazzi svolgono al campo di allenamento, e siamo tutti soddisfatti per la vittoria, ma dobbiamo comunque tenere ben saldi i piedi per terra, perché ci aspettano altrettante partite difficili e quindi dobbiamo andare avanti a testa bassa, lavorare e cercare di capitalizzare più possibile. Tutti hanno fatto una prestazione sopra le righe. Durante la settimana avevo predicato il di più, e il di più è andare oltre le proprie qualità, e i ragazzi ci sono riusciti, ma per me è molto più importante menzionare chi oggi non ha giocato, i vari Galfano, i vari Tricoli, i vari Rosciglione, lo stesso Costa che è entrato anche pochi minuti però ha fatto bene, e così come gli altri ragazzi che sono subentrati dalla panchina hanno risposto tutti presenti, e questo fa piacere perché significa che l'intero gruppo è coinvolto in questo progetto e stiamo lavorando tutti per il bene del Marsala Calcio. Il calcio è frutto di episodi, qualche settimana fa festeggiavamo grazie ad un gol di Lapiana, quest'oggi purtroppo usciamo sconfitti e Calogero, al di là del rigore sbagliato, per noi è un calciatore dalle indiscusse capacità tecnico-tattiche, un calciatore fondamentale, quindi non è questo quello che ci importa. Noi sicuramente siamo venuti qua per fare la nostra partita, consapevoli del fatto che sarebbe stata una gara difficile in funzione della squadra avversaria, ma soprattutto anche delle condizioni del terreno di gioco. Non era semplice, noi abbiamo cercato di fare il possibile, ovviamente soprattutto nella prima frazione di gioco, dove abbiamo avuto magari qualche occasione in più, poi peraltro anche su una nostra defiance siamo rimasti in 10, è stato espulso Federico Valenti, quindi abbiamo dovuto un po' rivedere anche i piani tattici, e sapete bene che in 10 contro 11 non è semplice, finora purtroppo nelle ultime gare paghiamo questo, che giochiamo spesso in inferiorità numerica. Peccato perché c'è amarezza, noi puntiamo sempre alla vittoria, non è arrivata, ma noi da martedì lavoreremo perché noi sappiamo quello che vogliamo e dobbiamo tirarci su le maniche, anche se c'è questo tempo, e cercare solo di tornare a sorridere quando prima. Questa è la vittoria del gruppo, la vittoria della società, la vittoria di tutti, perché questi ragazzi fanno sacrifici durante la settimana, e questo è, i sacrifici prima o poi vengono sempre ripagati. Secondo me c'ho il portiere, uno tra i 3 portieri più forti della categoria, e Lamin è uno di questi, tra questi assolutamente, perché è un ragazzo solare, è un ragazzo che si impegna durante la settimana, e queste sono le prestazioni. So di avere, ma anche dietro il ragazzo sta crescendo alle spalle di Lamin, però tutto il contesto, tutta la società, questa vittoria è merito di tutta la società, della squadra, di gruppo, di staff, del mio staff, di tutti. Il primo obiettivo era dall'inizio anno, dopo che sono rimasti solamente 2 dell'anno scorso, era quello di diventare squadra, e lo si fa durante l'allenamento, durante il lavoro settimanale, e già da molto tempo pur abbiamo steccato qualche partita, ma non perché è mancata la prestazione, per episodio, abbiamo perso per episodio, però merito dei ragazzi. È stata una bella partita che abbiamo preparato durante la settimana. Sappiamo che non sarà facile, perché affrontando una squadra che ha fatto 50 punti in campionato, quindi oggi è bello a vincere, bello, molto bello. Noi siamo una squadra giovane, siamo in crescita, quindi siamo una buona squadra e dobbiamo continuare noi in questa strada. E poi abbiamo obiettivi, quindi, però per fare più punti possibile. Noi dobbiamo fare più punti possibile, vincere più partite possibile, e poi alla fine tiriamo le somme.
oggi era importante vincere, guadagnare questi altri 3 punti e stare sempre in una posizione di classifica dove ti può lasciare tranquilli di guardarci dietro con una certa leggera distanza dalla quintultima e soprattutto guardare anche leggermente su e dire forse possiamo non dico ambire, ma dare fastidio anche a quelle che sono sopra di noi. Il calcio è bello perché non ti riserva mai, anzi ti riserva delle sorprese, per questo è bello, non c'è niente di scontato. Sì, abbiamo avuto parecchie occasioni, il portiere ha fatto anche delle belle parate, la traversa sotto l'incrocio dei pali di Barbera, qualche tiro fuori, qualche passaggio sbagliato con compagni di squadra che erano pure smarcati dentro l'area e non è arrivato l'ultimo passaggio. Quelle sono quelle famose partite che se tu riesci a sbloccarla subito si vede magari un altro tipo di partita. Se non la riesci a sbloccare vai un po' in frenesia, vai un po' che vuoi vincere a tutti i costi, anche se dico sempre perché il calcio è bello, perché anche se una squadra è ultima in classifica, come ho detto io già dopo la partita con il Bagheria di domenica, noi dobbiamo affrontare il Cusse Palermo come se dovessimo affrontare il Licata o il Marsala o chi sta là sopra, cioè sempre dando rispetto a quello che è l'ultima in classifica, perché sennò si fanno delle figuracce. E diciamo che poi alla fine nel secondo tempo siamo riusciti nel nostro intento e nel nostro obiettivo, e quello che conta, come hai detto te, alla fine i 3 punti sono 3 punti importanti. Pomeriggio di grande calcio al Gurrera, ospite dell'Unitas Sciacca Calcio, arriva il Camarat per dare vita a un vero e proprio scontro diretto per l'accesso ai play-off. Nonostante la partita sia stata spostata a oggi, sabato 14 febbraio, presenti tanti tifosi sia della squadra di casa che della squadra di Cammarata. Nonostante le fatiche di mercoledì, l'Unitas sembra tenere bene il campo nei primi minuti di gioco. I neroverdi però all'11° del primo tempo vengono traditi dal loro portiere, Alfonso Rizzuto, che non calcola bene i tempi di uscita e stende in area di rigore Ignacio Pierce. Lo stesso Pierce dagli 11 metri non sbaglia e trova il suo 11° gol in campionato. Per lo Sciacca la gara si mette in salita. Il Camarat è ben messo e lascia pochi spazi. L'unica conclusione da segnalare dei neroverdi è quella capitata sui piedi di Caternicchia al 31°. Ottima azione della squadra di Bruccoleri con l'esterno dell'Unitas, che una volta ricevuto palla da Retsos dal limite fa partire un tiro che viene deviato ma che non sorprende Dolenti. Il primo tempo si conclude così, ma che vede lo Sciacca andare al riposo in svantaggio di un gol. Sciacca che entra con il piede giusto nella ripresa. Al 55° Mangiaracina, entrato da pochi minuti, impegna Dolenti. Il gol è nell'aria e il Camarat trova il gol del 2-0 al 70°. Grande azione di Ledesma, autore di un'ottima prestazione, che serve Osvaldo, che impatta per Pane una conclusione dal limite. Il numero 8 fa partire un missile imprendibile per Rizzuto. Raddoppio ed esplode la festa dei tifosi arrivati da Cammarata. Di fatto questa è l'ultima azione da segnalare, con lo Sciacca che cade dinanzi al proprio pubblico per la seconda volta in questo 2026. Prossimo appuntamento per i neroverdi mercoledì 18 febbraio per il ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia d'Eccellenza contro il DB Rossoblu Città di Luzzi. Abbiamo sbloccato subito il risultato, abbiamo raddoppiato, l'abbiamo gestita, non siamo calati di intensità, non siamo calati di concentrazione e tutto quello che dovevamo fare oggi è stato fatto bene, niente da dire ragazzi, sono soddisfatto. Ho visto che loro difendono in una maniera strana, non lo fa quasi nessuno in eccellenza sui calci d'angolo, erano tutti dentro l'area e si creava tanto spazio, ne avevamo già battuto alcuni e c'era tanta confusione, non riuscivamo a far entrare la palla. Io ho detto fatela uscire fuori
e la calci, poi diciamo un pizzico di fortuna non fa mai male. Noi dobbiamo stare concentrati, ci dobbiamo allenare bene e come ho detto ai ragazzi non era oggi l'ultima spiaggia, ci sono ancora 8 partite, non sarà l'ultima spiaggia domenica, a noi mancheranno 6-7 punti, non di più, per cui molto tranquilli andiamo a giocare sapendo che Bagheria 1919 è una squadra in gran forma, ben allenata da un allenatore che è molto bravo, ma noi andiamo a giocare molto tranquilli. Partiamo dalla fine, dal minuto 98, Bonanno dal dischetto, dopo diversi minuti di interruzione, calcia il rigore che si stampa sul palo e fissa la partita sull'1-1. Mettiamola così, gli dei del calcio oggi hanno ritenuto che il pareggio fosse il risultato più giusto e probabilmente hanno ragione loro. Il Niscemi porta via da Modica un punto più che meritato per quello visto in campo, rammarico certo per i rossoblù. Per la prima volta in stagione la squadra di Raciti non vince per 2 domeniche di seguito. Niente paura, canterebbe Ligabue, uno che di calcio se ne intende. Stimoli che non mancheranno sicuramente domenica prossima quando si andrà a far visita al Vittoria, ora seconda a 13 punti. Il tecnico modicano ha dovuto fare a meno di ben 3 squalificati, Belluso, Mollica e Misseri. Per il resto solita formazione, con Romano tra i pali, Sangaré, Insidis e Brugaletta a comporre il trio difensivo. I 5 di centrocampo sono Parisi, Sessa, Floro Valenza, Cappello e Asero. In avanti il tandem Savasta-Bonanno. Nel Niscemi del modicano d'adozione Fabio Commandatore, il giovanissimo Dibà in porta, Petrucci, Martinez e Messina in difesa, Timonieri, Mauro e Calvano a proteggere le spalle, ai 4 là davanti, Giau, Boyang, Ardes e Arken. Al 9 minuto è proprio il francese che conclude debole e centrale. Un minuto dopo ancora lui gira sul secondo palo ma angola troppo, palla sul fondo. Episodio contestato al 17esimo, Dibà per anticipare Savasta sembra toccare il pallone con le mani fuori dall'area di rigore. Proteste vibranti dei padroni di casa. L'estremo difensivo giallo-verde è protagonista in positivo al 22esimo quando respinge la conclusione di Bonanno. Al 26esimo è un superlativo romano a dire di no al solito Arken, la cui conclusione viene mandata sul palo dal portiere argentino. Il duello franco-argentino si ripete al 46esimo quando Arken si gira in un fazzoletto e impegna ancora severamente il numero 1 del Modica. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa al 14esimo Savasta è bravo a stoppare palla e prodursi in una semivolée che però viene deviata dalla schiena del compagno di reparto Bonanno. Clamorosa l'occasione sciupata da Arken al 18esimo, l'ex di giornata si trova tu per tu con Romano ma è goffo nel suo movimento, incespica sul pallone e non riesce a concludere in porta. Al 35esimo il lampo che accende i tifosi di casa, corner di Floro Valenza, la difesa del Niscemi non è perfetta per usare un eufemismo, si avventa sulla sfera Torres che mette alle spalle di Dibà il gol dell'1-0, seconda rete in campionato per l'attaccante argentino. La reazione del Niscemi è rabbiosa e nell'arco di 120 secondi Petrucci da angolo trova l'inzuccata vincente, 1-1 e tutto da rifare. Quando la partita sembra oramai avviarsi al tramonto, arriva il guizzo di Torres che viene sgambettato in aria da Martinez. Fallo evidente e calcio di rigore. Rimane a terra il difensore giallo-verde per 3 lunghissimi minuti, con Bonanno pronto sul dischetto. Spiazzato il portiere, ma palo interno. Sulla ribattuta arriva il triplice fischio finale. I tifosi capiscono e applaudono ugualmente l'uscita dal campo dei propri beniamini e visto che siamo quasi in clima di Sanremo, chiudiamo parafrasando il grande De Gregori. Non è mica da questi particolari che si giudica un campionato.
Seconda gara consecutiva per l'Atletico Catania Via Grande di mister Angelo Galfano, che a Russo di Via Grande ospita il Giarre. I giallo-rosso-azzurri arrivano all'appuntamento dopo l'ultimo rocambolesco pareggio contro la Leonzio, una sfida terminata addirittura in 9-9 che ha lasciato in eredità un punto e diverse scorie agonistiche. Attualmente settimi in classifica, quota 33, i viagrandesi vogliono sfruttare il doppio turno interno per dare continuità al proprio cammino. Dall'altra parte un Giarre chiamato a reagire dopo la sconfitta a casalinga contro il Mazzarrone. Gli ospiti restano invischiati nelle zone calde della graduatoria e cercano punti pesanti per risalire la classifica. A Russo si incrociano ambizioni differenti ma necessità concrete: consolidare da una parte, rialzarsi dall'altra. Grazie all'ausilio delle immagini che ci giungono da Andrea Giuffrida scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida a fare il loro ingresso in campo. Completo rosso con inserti gialli per l'Atletico Catania, total yellow invece per il Giarre. Osservato anche a Russo di Via Grande un minuto di silenzio in memoria di Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del Catania Calcio, dopodiché si può partire. Prima occasione di marca atletista con un disimpegno errato del Giarre. Randis si avventa sulla sfera, la sua torsione termina alta sulla trasversale dei pali. De Lima sgasa sull'out mancino, lascia sul posto 1-2 avversari, prende il fondo, un radente per Randis che è bravissimo a stoppare, girarsi in un fazzoletto ed imbucare per l'1-0 dell'Atletico Catania. Lo sprint del numero 11 De Lima Viegas, la torsione di Alessandro Randis a portare in vantaggio la compagine di mister Galfano. Sul finire di frazione un eccesso di confidenza con i piedi da parte di D'Agata spiana l'autostrada Tornitore, che però getta alle ortiche una ghiotta chance. Nella ripresa invece Randis allarga per l'orefice, il cross dalla tre quarti, pesca De Lima Viegas che stoppa il pallone, salta un avversario, calcia potentemente ma non preciso il numero 11, da una freccia all'altra innescato Gomez Ricciulli che prende il fondo, manda in corsia San Giorgio, cross nel cuore dell'area di rigore, è un rigore in movimento per l'orefice che con un missile all'incrocio dei pali fredda Russo per il 2-0 l'Atletico Catania Via Grande. Locali che sono devastanti in ripartenza, si connettono Gomez e De Lima con il numero 7 che raccoglie dal numero 11 in corner in bocca a Russo da pochi passi. Inizia la girandola di cambi, fuori l'orefice, dentro Anastasio, fuori anche Godino in luogo di Massarelli. Poco più tardi tocca a Gomez Bruno prendere il posto invece di De Lima Viegas ed è proprio il neoentrato a sfruttare un'incertezza difensiva, a penetrare in area di rigore, atterrato, massima punizione accordata dal direttore di gara. Dal dischetto è letale Alessandro Randis per la doppietta personale e il 3-0 dell'Atletico Catania Via Grande. Influisce solamente l'estremo difensore Russo, lascia il campo Randis, standing ovation per lui, dentro invece Giuseppe Leotta, unico neo di questa giornata, il ripiegamento difensivo, secondo giallo e conseguente rosso commissionato a Gomez Ricciulli che salterà la prossima sfida. Nel finale scampoli di gara per Vieira De Jesus che prende il posto di Triolo. C'è ancora spazio per questa giocata da parte di Anastasio che si smaterializza tra due giocatori prima di calciare alto con il destro. Giarre che ci prova con la forza e l'orgoglio, elimina da sinistra, cross per Finocchiario di prima intenzione, trova l'intervento prodigioso da parte di D'Agata a salvare il risultato e mantenere inviolata la propria porta. Termina così a Russo di Via Grande, l'Atletico Catania porta a casa i 3 punti per 3-0 sul Giarre. Mattatore di giornata Alessandro Randis. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Dallo stadio Angelino Nobile di Lentini, amici sportivi, un cordiale saluto e ben trovati con il campionato di eccellenza. Ci siamo messi alle spalle 21 giornate, oggi la 22esima con la Leonzio che ospita la Messana, bianconeri reduci dal pari importante sul campo dell'Atletico Catania Via Grande. Messana dalla sconfitta amara sul campo della vittoria per una classifica che si ridisegna così: Modica primo, sempre più primo a quota 56 punti, adesso la vice capolista della Vittoria a 41, inseguono Avola e Messana a 40 e la Leonzio chiude la griglia playoff a 4
quota 34. Andiamo alla lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa. Leonzio in campo con Caruso, Sequenzia, Campagna, Di Pietro, Tornatore, Ippolito, Strano, San Giorgio, Diallo, Picchi e Simone Capuana. A disposizione Conte, Carlo Capuana, Carnazza, Parisi, Battaglia, Mazzaglia, Danese, Fabio e Simone Capuana. Risponde la Messana, Lussetti tra i pali, Agolli, Fragapane, Della Guardia, Giorgetti, Rizzo, Biondo, Gargiulo, Cannavò, Genovese e Pannitteri. A disposizione di mister Antonio Venuto ci sono La Rosa, Sciotto, Bonasera, Verdura, Mazzola, Sottile, Gazzè, Mameli e Gueye. È iniziata Leonzio-Messana, gara valevole per la 22esima giornata del campionato di eccellenza, maglia bianconera per i padroni di casa della Leonzio. In total red con inserti gialli invece c'è la Messana. Viene chiamato uno schema da Michele Picchi, il mancino a centro area, il colpo di testa e arriva il vantaggio immediato da parte della Leonzio. Si sblocca il risultato con l'incornata di Diallo, se l'è persa totalmente la marcatura, la difesa della Messana. Non ci sono interventi fallosi ma la sfera rimane in possesso della Messana. Gargiulo può armare la conclusione con il destro. La mano di Caruso in calcio d'angolo. La Messana dà uno squillo alla partita al 26esimo. Diallo può aggredire e ad aprire il gioco a destra. Attenzione perché c'è tanto spazio per i bianconeri. Della Guardia cade giù, il pallone in area di rigore per Diallo che scavalca il portiere, si defila Diallo, deve sterzare, rientra, ce l'ha adesso sul mancino, finta, scarico dietro, San Giorgio, conclusione sulla linea. Agitata all'indietro su Di Pietro che si coordina per il destro, che diventa di fatto un assist, non era nemmeno in fuorigioco Diallo, alla fine l'uscita di Lussetti. La palla in aria di Fragapane, il tentativo di colpo di testa di Agolli che viene anticipato, ma c'è Rizzo, se la porta avanti, ancora Rizzo, destro violentissimo sulla schiena di Diallo. Ancora Picchi che sbaglia, allora Fragapane ringrazia facendo ripartire la Messana. Genovese, la sovrapposizione di Fragapane è puntuale, Fragapane ingresso in area di rigore, Fragapane al centro, il pallone viene deviato, autogol di Ippolito. Arriva il pareggio, l'ultimo tocco è del difensore con la maglia numero 6 che la mette alla propria porta, anticipando anche Cannavò. Agolli, il colpo di testa, Genovese, Sequenzia, Agolli! Si coordina per il destro di prima intenzione Armando Agolli. La Genovese può puntare Tornatore, vediamo Genovese che si inventa. L'esterno di prima intenzione per San Giorgio, non è un granché il suo rinvio, allora Gargiulo al limite dell'area di rigore, scarica per Fragapane, pensa un'idea, il cross, Cannavò col colpo di testa in fuorigioco. 47-50, il rinvio di Caruso, fischietta alla bocca. Termina così il primo tempo all'Angelino Nobile di Lentini. Al via il secondo tempo di Leonzio Messana, 22esima giornata del campionato di eccellenza siciliana. Buonasera, ricordiamo da subentrato per virtù dell'infortunio di Pannitteri. Attenzione a Fragapane, si coordina per il mancino che viene deviato in calcio d'angolo. Fragapane, il traversone sul secondo palo, Giorgetti colpo di testa, poi Della Guardia, ma che ha parato Caruso su Genovese, clamoroso Stefano Caruso. Intervento shock del portiere bianconero. A centimetri dal vantaggio la Messana, che risposta di Caruso. Biondo, Genovese pensa al cross, l'effetto adesso, Cannavò in area di rigore, il colpo di testa alto oltre la traversa di Caruso, ma c'era anche posizione di fuorigioco. Fragapane l'appoggia corta per Rizzo, il pallone sul palo più lontano, Giorgetti la rimette dentro, il pallone rimane lì alta e girata Della Guardia, alto oltre la traversa. Biondo e poi un rimpallo che per poco non premia la Messana, invece no, subentra San Giorgio nella chance, il cross di San Giorgio, il pallone svirgolato da Agolli. Il cross adesso di Strano sul primo palo, la sfera rimane lì, la traversa e poi Agolli allontana anche Gazzè. L'avanzata di Della Guardia che dalla tre quarti cerca un pallone in area di rigore per Cannavò che riesce anche a stopparla. Cannavò, il colpo di tacco a illuminare Genovese, Genovese si defila, è sul più bello Genovese, la spara alta. Eccola la punizione di Strano, il pallone in zona Lussetti, un balzo di Lussetti in calcio d'angolo. C'è Strano, San Giorgio, occhio all'intervento di Bonasera, è già ammonito Bonasera ma non si becca manco il secondo giallo, intervento pieno e rosso diretto.
Strano in acrobazia, poi San Giorgio, falloso l'intervento di Gazzè su di lui e probabilmente su questo fallo si concluderà anche la partita. E triplice fischio infatti all'Angelino Nobile, termina la gara valevole per la 22esima giornata del campionato di eccellenza tra Leonzio e Messana. Termina così come era terminato il primo tempo, ovvero sul risultato di 1-1. Il gol dopo 2 minuti di Diallo, pareggiato dall'autorete di Ippolito. Più di un'occasione per la Messana nel secondo tempo per portare a casa i 3 punti, ma alla fine la Leonzio regge e chiude addirittura in 11 contro 10. Amici sportivi, è tutto. Allora, grazie per averci seguito, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. C'era un pallone che rotolava tra i sogni e polvere, una maglia rossa-azzurra come seconda pelle da difendere. Non era solo un gioco, era un destino già segnato, un ragazzino veloce che al fischio d'inizio si è innamorato. Hai corso chilometri sotto il sole di questa città, tra il fumo dell'Etna e la voglia di libertà. Non importa se il fango sporca le scarpe ed il cuore, chi ama davvero non conta le ore e il dolore, perché la vita è una partita che non finisce al 90°, ma è restare fedeli a un eterno battesimo. Una vita in campo tra sudore e gloria, scrivendo con impegno i versi di una storia. Bandiera nel vento che non si ferma mai, come il cuore che batte nel petto degli eroi. Sei capitano, insegna ai ragazzi a sognare, perché un vero campione non sa solo segnare. Poi il tempo si ferma, ma non si ferma il ricordo. Negli occhi dei piccoli hai trasmesso l'orgoglio e quella passione per diventare grande un giorno. Sai, dicono che la morte sia un fischio finale, ma chi ha vissuto in campo rimarrà reale. Resta lì nel grido della curva, negli occhi della gente che, guardando il cielo, ricorda quel guerriero. Una vita in campo tra sudore e gloria, scrivendo con impegno i versi di una storia. Bandiera nel vento che non si ferma mai, come il cuore che batte nel petto degli eroi. Sei il capitano, insegna ai ragazzi a sognare, perché un vero campione non sa solo segnare. C'è una luce che brilla sopra il Cibali stasera, un uomo, un simbolo, una bandiera vera. Riposa guerriero, il tuo gioco eterno, la tua voce risuona